danza dei signori di Treviso, anticipati dalla fanfara della Brigata Alpina Giulia, gli alpini della compagnia di formazione del 7° Reggimento. Scordano la bandiera di guerra del 7° Reggimento Alpini e ricordate che dietro a quella bandiera ci sono i nostri ragazzi, ci sono le nostre comunità, prima fra tutte la città di Treviso decorata di medaglia d'oro, i gonfaloni della città di Vittorio Veneto decorata di medaglia d'oro, il gonfalone della regione del Veneto con il suo presidente, c'è il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini con il suo carico di gloria e di storia. C'è il vessillo della sezione di Treviso con il suo consiglio direttivo e ci sono i vessilli della sezione di Valdobbiadene, di Conegliano e di Vittorio Veneto con il loro carico di storia. Tutte e 4 le sezioni per la prima volta insieme ad organizzare la 90ª adunata nazionale degli alpini. Su questi vessilli la storia delle nostre comunità, le medaglie, la gloria, il valore della nostra gente, la nostra rappresentanza, prima voi e oggi noi, il valore della continuità, Peci e Boccia insieme, il simbolo dei sacrifici di 100 anni fa, il gonfalone del comune di Moriano della Battaglia insieme con il gonfalone di Nervesa della Battaglia, decorati di medaglia d'oro al valor civile per le sofferenze e i patimenti che la gente del piano, della sinistra e della destra ebbe a soffrire durante l'anno dell'invasione. 96 comuni della Marca trevigiana, sindaci orgogliosamente con la sciarpa tricolore, l'orgoglio di rappresentare le comunità, la nostra gente, la nostra terra. Nessuno può essere indifferente a questo momento di fronte ai gonfaloni delle nostre comunità, ai vessilli e alle bandiere delle nostre associazioni combattentistiche d'arma, alla bandiera della Federazione Internazionale dei Soldati della Montagna, alla rappresentanza degli Chasseurs Alps, degli Jäger, alla rappresentanza di tutti i veterani che hanno